E vissero tutti felici e contenti. Con questa espressione terminano le favole, ma non questa. Questa è ancora alla ricerca di un finale. Buongiorno e buona domenica amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la finale di Coppa Trinacria che vede affrontarsi Real Sicilia e Palermo Futsal Club. Vediamo subito le due squadre schierate a centrocampo con i due capitani. Da un lato potete vedere Calamia, portiere, che ha fatto veramente una grandissima stagione non soltanto in Coppa ma anche in campionato, tante parate, soprattutto con dei miracoli assoluti. Se lo ricordano tanto bene i tifosi dell'Altofonte, che sono stati eliminati proprio dal Real Sicilia in una bellissima semifinale. Dall'altra parte invece capitano e Vito La Fiura, anche lui tanti gol, una stagione mozzafiato, sono 7 i gol in Coppa per lui, 18 quelli invece in campionato. Nel frattempo le due squadre stanno scambiando il classico cenno d'intesa, ma noi vi mostriamo anche l'abbraccio tra Mister Gentile e Mister Guddo, squalificato, ricordiamo, tecnico del Real Sicilia. Mister Natale Gentile invece sta prendendo posizione in panchina accanto al suo fido vice Carmelo Punzina. 25 con tutti i componenti, arrivano praticamente tutti. Una risposta del pubblico anche molto interessante quest'oggi al Palaureto per assistere a questa meravigliosa finale di Coppa Trinacria. Ricordiamo sempre, ma siamo sicuri che siete attenti in ogni nostra diretta, sono 30 minuti il primo tempo, 30 il secondo tempo, poi in caso di parità chiaramente si andrebbe ai tempi supplementari, 2 tempi da 5 e poi ricordiamo come sempre i calci di rigore, o meglio ci correggiamo, i tiri di rigore. Tanto vediamo quali saranno le scelte di Mister Gentile. Probabilmente in porta dovrebbe partire Gianluca Perdichizzi, lo vediamo già a colloquio con Lorenzo Chinnici. In campo c'è Sujon, c'è anche Gennaro e probabilmente anche La Fiura, quindi forse potremmo ipotizzare il doppio attaccante per Mister Gentile. Dall'altra parte invece Mister Guddo dovrebbe schierare tra i pali sicuramente Calamia, poi nel ruolo di centrale Gambino dovrebbe prendere posto, infatti va proprio Gambino, poi Pucci, Zangara come laterali e infine lì davanti gioca Antonino Pace. Ricordiamo il motivo, oggi l'assenza è molto molto importante, quella di Marco Lonardo, squalificato luce di un'espulsione nel match contro l'Altofonte. Però prima di assistere a questa meravigliosa partita arriva anche Lorenzo Chinnici per ultimo. Dobbiamo anche fare un minuto di silenzio con il signor Contreras e il signor Armando. Inizia adesso. Termina anche il minuto di silenzio, adesso palla al campo. Vediamo chi sarà la prima squadra a toccare il pallone, dovrebbe essere il Palermo Futsal Club. Nel frattempo noi vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, che per ricordarvi il risultato e anche il cronometro, che chiaramente partirà dall'istante in cui ci sarà il primo tocco di Gennaro in questo caso. Nel frattempo il signor Contreras sta dicendo qualcosa prima alla panchina rosanero, adesso invece andrà probabilmente in quella in maglia rossa con le casacche blu. Dunque Real Sicilia, forse di rimanere seduti probabilmente, sappiamo le regole molto ferree e giuste chiaramente. Gennaro sul pallone, dunque Mister Gentile vuole subito partire con una formazione offensiva, con il doppio attaccante Gennaro La Fiura. Questa è la decisione, però probabilmente dalla panchina Billitteri, Vivarelli e Catania potranno dire la loro, ma intanto inizia anche questa partita, inizia la finale di Coppa Trinacria tra Real Sicilia e Palermo Futsal Club, con Chinnici che muove dalle parti di Sujon. Adesso La Fiura lo attende Pace, sale in pressione anche Zangara. Chinnici però va verso il centro, si fa sovrapporre da Sujon, ma
poi si appoggia da Gennaro, Sujan va in avanti, allarga il gioco, Gennaro, palla in mezzo per la Fiora! E poi il palo, subito a negare il gol al Palermo Futsal Club, che dopo soltanto 30 secondi va subito vicinissimo al vantaggio. Chinnici, Sujan. Chissà che se la posizione di La Fiora e Gennaro possa dare fastidio, intanto calcia subito sul primo palo, forse una deviazione. Così è stato infatti per i due direttori di gara, ricordiamo il signor Armanno e Contreras. Sarà rimessa, anzi calcio d'angolo con Sujan, è uno schema classico per Chinnici che prova a calciare, calcia però decisamente male, infatti dice qualcosa forse anche al compagno. Un inizio non ottimale per il Real Sicilia, che però conosciamo molto molto bene, vale la pena anche parlare del suo rendimento dopo aver passato il girone B di Coppa, passaggio del turno proprio contro il Palermo Futsal Club, 3-3 con entrambe le formazioni passate poi in semifinale, poi la grande sfida contro l'Altofonte, 2-3 risultato, una rimonta incredibile dopo il doppio vantaggio della formazione giallo-blu. Poi, nonostante l'espulsione di Leonardo, Mr. Good è riuscito a cucire un vestito perfetto per la propria squadra, una rimonta incredibile. Sicuramente uno dei protagonisti è stato Zangara, che ora lo vediamo in dribbling, poi allontana un po' la palla. Dunque diciamo Zangara, Pace e poi Gambino a realizzare i 3 gol che hanno poi permesso alla formazione di andare avanti in questa competizione. D'altra parte invece il Palermo Futsal Club passato il turno sempre nel pareggio contro proprio il Real Sicilia, 3-3, poi una vittoria roboante 1-8 contro il Futsal Club Monreale, ma adesso la finale è quasi una partita a sé, una competizione a sé. Intanto Chinnici cerca subito di fare sentire la sua velocità, ma Zangara chiude perfettamente. Poi Gennaro, strapotere fisico, si allarga forse un po' troppo, Pucci lo tiene, Gennaro ancora con la suola, col tacco, si continua, non c'è fallo, Sujan avanza, può calciare col destro, si ferma, poteva forse anche permettersi una conclusione che arriva invece da Capitan La Fiora, calcio d'angolo, ma al momento è assedio rosanero. Vediamo se ci sarà il classico schema di Mister Gentile con Sujan pronto a battere, sta sistemando adesso il pallone, vediamo vicino Chinnici, ma dovrebbe ricevere il pallone lui, infatti va e calcia, la tocca forse Gennaro, però non mette in difficoltà Calamia, che tranquillamente batte la rimessa dal fondo. Zangara, un giocatore molto interessante, classe 2001, ma gioca praticamente come un veterano, una grande stagione sia in Coppa che in campionato. Ricordiamo infatti com'è la Sicilia non sia certa del posto in C2, ma ha anche battuto in realtà la prima della classe, l'Altofonte, nel scontro oltre che in Coppa pure in campionato. Dunque alla ricerca di un miglior posizionamento possibile per poi ottenere anche un raggiungimento nel campionato di C2 che probabilmente meriterebbero veramente tanto. Nel frattempo Pace va giù e dunque calcio di punizione. Questo è il primo fallo quindi della partita, venuto al minuto 3,50. Vediamo Gambino poter battere, sicuramente è uno schema, non ci immaginiamo una conclusione diretta verso la porta, però chissà. Infatti uno schema, Zangara punta su John, va sul sinistro, lo salta, poi per Di Chizzi, perfetto a intervenire quasi col petto e dire di no. Pace aggancia e vuole subito calciare anche lui, deviazione, si fa vedere anche il Real Sicilia dopo 4 minuti, una partita che al momento non ci sta facendo annoiare. Andrà Pucci sul calcio d'angolo, Gambino la sistema col mancino, poi Pace guarda per un attimo la porta, la sistema e calcia, una botta potentissima respinta da Sujan, poi Pucci cicca un po' la conclusione, se l'era anche preparata molto bene in realtà il numero 8. Poi Chinnici sale lui a centrocampo, può appoggiarsi dalla Fiora ma poi torna indietro, Sujan avanza, Gennaro, lavoro con il fisico sempre molto utile, La Fiora esce impressione, Pucci va sul mancino, Chinnici apre tutto, Sujan finta, rientra, allarga il gioco per Chinnici, cerca il secondo palo, chiude bene poi La Fiora, fa toccare penultimo anche Pace, sarà rimessa tra le due per il Palermo Futsal Club. Sistema il pallone
il numero 9, c'è vicino a lui Chinnici, palla in cassaforte. Su John. La Fiura cambia gioco, Gennaro, lo vediamo molto indietro adesso, quasi una novità per il 22 che solitamente gioca negli ultimissimi metri ed è anche letale più delle volte. Anche per lui una grande stagione, ricordiamo. Con 21 gol totali, 13 in campionato, 8 invece in Coppa Trinacria. Lui che è stato assente invece nella sfida contro il Futsal Club Monreale, dunque arruolabile anche per questa sfida. Pucci rischia tanto, poi cerca di allargare il gioco, Pace lo ringrazia, c'è un d'intesa tra i due, però palla era leggermente sconnessa, dunque regalata ai rosanero. Chinnici, poi nel centro del campo, fronteggiato sia da Pace che da Zangara, poi va dentro con Gennaro, però è stato un fischio precedente del signor Contreras, dunque calcio di punizione con Sujan che guadagna qualche metro con un pizzico di astuzia. Il diretto di gara non lo fa indietreggiare, invece chiama la distanza, quindi Sujan andrà a battere, però vediamo sempre Chinnici molto largo, la Fiura a seguire, con Pucci che lo sta guardando un po' da lontano. Anche qui, come nel caso di Gambino, non ci immaginiamo una conclusione diretta, bensì uno schema. Infatti è così. Chinnici, la Fiura, duettano i due ex delfini, poi Pace con il fisico vuole fermare la Fiura, effettivamente ci riesce perché lo tampona, poi Gambino su John, cercava forse un fallo che non arriva, poi perde Chizzi, si torna dunque dai piedi del numero 1, lui che nella scorsa partita ha segnato un grande gol dalla porta contro il Futsal Club Monreale, il gol del provvisorio 1-5. Chinnici va a centrale, sbaglia il tocco verso Gennaro, regala tutto a Pucci che è molto veloce, si allunga il pallone, Pucci arriva, ma poi bisogna fare i conti con la linea di fondo, palla fuori, rimessa tra le rosanero con Sugione che lascia il possesso a Capitan Vito La Fiura. Nel frattempo si riscalda Grillo, questo potrebbe essere un primo cambio per il Real Sicilia, chissà, vediamo se effettivamente potrà fare il suo ingresso, ipotizziamo al posto di Pucci, un po' per il ruolo probabilmente, Zangara è difficile poter immaginare un Real Sicilia senza il proprio top player numero 7. Gambino, palla centrale, Chinnici anticipa, poi riesce forse anche a tenerla in campo, ci riesce, Gennaro avanza, Gennaro, Gambino! Intervento perfetto, però c'è stato un tocco con il braccio, ottima la scivolata, meno poi il braccio che non poteva chiaramente smaterializzarsi. Ed è calcio di punizione con la Fiora che ha subito sistemato il pallone. Poi anche Capitan Calamia cercare di discutere con il signor Armanno, che però è stato molto sicuro, era molto vicino. Sta anche l'importanza di avere il doppio arbitro in una gara importante come questa, perché Contreras sembrava forse un po' con una visibilità ridotta da quel punto di vista, invece Armanno era molto vicino, infatti ha indicato il calcio di punizione. Va la Fiura, c'è Gennaro largo, vediamo anche su John, Chinnici sul palo, vediamo se calcerà, ipotizziamo di sì. Uno come la Fiora solitamente non se lo fa ripetere 2 volte. È uno schema per Chinnici che calcia, palla fuori, schema riuscito, però Mancino non è andato a buon fine. Gambino, Zangara, vediamo se si accende il numero 7, si attende soltanto che lui possa mettere on all'interruttore. Zangara taglia bene, poi si appoggia da Gambino, non vuole rischiare nulla, era Sicilia, c'è largo Pucci, arriva anche Chinnici, poi lo porta verso l'uscita ed è rimessa tra le ancora per i rosanero che sono in controllo, arrivati quasi al 10° minuto di gioco. Nel tempo continuano ad arrivare persone per assistere a questo bellissimo match, al momento 0-0, ma diverse occasioni da gol sia da una parte che dall'altra. Sujan taglia bene il campo, c'è largo la Fiura, doppio passo, si ferma, sterzata, Gennaro guarda un attimo la porta, poi forse ci ripensa, la Fiura vuole calciare lui, Calamia, poi Gennaro e ancora una volta super Gambino che mette il piede lì dove Gennaro stava per calciare e gli nega la possibilità di trovare questo gol con un facile tap-in. Che intervento ancora di Gambino.
Zangara salta su Jean, poi Pace prova con la suola, molto bravo Chinnici a non concedere all'interno del campo. Sarà rimessa ancora per il Real Sicilia. Mancano 19 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Ci aiuta anche chiaramente il tabellone presente in campo. Pace vuole nascondere il pallone, in un primo momento ci riesce, poi no. Gambino al momento il migliore dei suoi, poi Pucci calcia da fuori, non inquadra la porta per De Chizzi, era tra i pali. La Fiora. Nel frattempo si alza alla panchina anche Francesco Catania, che potrebbe fare il suo ingresso. Su Jean, vuole il secondo palo, ancora Gambino, su Jean, avanza, allarga per Gennaro, soltanto esterno della rete per il numero 22 che non trova ancora la porta. Dunque Grillo e Catania potrebbero essere loro due i prossimi ad entrare in campo. Vediamo le scelte di Mr. Good e Mr. Gentile. Good, ricordiamo, squalificato, ma presente chiaramente sugli spalti. In panchina c'è infatti il presidente Lentini. Intanto Pucci, grande giocata, va sul mancino con Sujon che rischia tanto con il fisico. Infatti passa Zangara, allarga ancora per Pucci, però il direttore di gara ferma il gioco perché la palla è terminata in out. Si riscalda anche De Simone nel frattempo, forse per Gambino potrebbe esserci un cambio, il ruolo effettivamente potrebbe fare ipotizzare questo tipo di cambio, vediamo se effettivamente sarà così. Intanto la Fiora su Jean, accorcia Gennaro, ma accorcia soprattutto Gambino, una marcatura quasi a uomo, adesso un po' lo lascia, che Gennaro nella propria metà campo. Su Jean cerca uno spiraglio che non arriva, la Fiora, c'è la sovrapposizione del numero 8 che riceve, si ferma, sterzata su Jean, allarga per la Fiora, apre tutto, ancora la Fiora, poi Zangara, si Pace, commette fallo. Qualche dubbio forse su questo intervento irregolare, non sembrava potesse aver toccato la gamba di la Fiora, molto arrabbiato infatti Capitan Calamia. Da qui bisogna forse riguardare le immagini, però il direttore gara fischiato, calcio di punizione, andrà la Fiora. Nel frattempo Mr. Gentile lo sentite con la propria voce dire a Sujon di entrare all'interno dell'area di rigore. Vediamo se arriverà un altro schema, un classico ormai di Mr. Gentile di questa stagione. È uno schema, Sujon non arriva, brutta palla qui di la Fiora, con Mr. Gentile che è molto arrabbiato adesso. Zangara può ripartire subito a 1000, la tecnica di Zangara, poi Pace, Zangara ancora per De Chizzi, e questa è la prima vera risposta del Real Sicilia, arriva al minuto 13 di gioco con Zangara. Sujon per Gennaro, poi Gambino, ed è giallo ancora per Gambino, cioè giallo per Gambino, il primo chiaramente. Poi Sujon, però chiaramente bisognava attendere il fischio da parte del direttore di gara, perché dopo un cartellino giallo bisogna dare la distanza. C'è anche un cartellino giallo per Di Paola. Nel frattempo il secondo portiere avrà detto qualcosa probabilmente nei confronti del signor Contreras. Nel frattempo Gennaro ha fatto ammonire Gambino, e questo potrebbe essere sicuramente un fattore di questo match, perché dopo 14 minuti avere una ammonizione per il centrale di difesa, uno come Gambino, poi sicuramente non fa felice Mr. Good, un po' di più Mr. Gentile, però nel frattempo i falli sono 4, quelli realizzati da Real Sicilia, 1 invece quello di Rosanero, e anche questa potrebbe essere una chiave, chissà, forse per assistere a un tiro libero. Chinnici, schema per Gennaro, Calami ancora, respinge bene, non l'aveva presa nel modo corretto il pivot di Mr. Gentile. Adesso ritorna dietro dalla Fiora, cerca l'estro mancino di Chinnici per Di Chizzi, il rinvio sui piedi di Gennaro, c'è il taglio di Chinnici, la tiene anche in campo, poi si complica un po' la vita, chiesto forse un po' troppo alla sua velocità, però c'è stato anche un tocco in realtà, dunque non è stato un errore di Chinnici come stavamo invece
raccontando. La Fiura, calcio! Vito La Fiura la mette lì dove Calamia non può mai arrivare e sblocca il risultato 0-1 per il Palermo Futsal Club. Chi se non Vito La Fiura? Gli schemi di Mister Gentile sono stati una costante in questa stagione per chi ha seguito tutto il campionato dei rosanero. Si ricorda anche il primo gol in questa stagione contro il Nou Camp Capace da ospiti, proprio La Fiura su una palla ancora una volta di Sujon, stesso schema, stesso gol, La Fiura fa 0-1. Ecco, intanto Grillo va giù, fallo di La Fiura, è entrato bene in partita anche Maurizio Grillo. E al suo posto è uscito Pace, dovrebbe essere, sì, perché non lo vediamo più in campo. Dunque un tridente offensivo molto tecnico, forse poco fisico, però sicuramente dal punto di vista della tecnica possiamo vedere una squadra che potrà fare girare molto bene il pallone. Il campo chiaramente aiuta da questo punto di vista con la velocità. Sul punto di battuta lo stesso Grillo che va verso la porta, prende La Fiura, c'era Perdichizzi in direzione, però sembrava poterci arrivare effettivamente da qui, però ha fatto sicuramente bene a toccarla La Fiura. Pucci va con tanta potenza, la prende forse con un pizzico di esterno di troppo. E Perdichizzi riparte da Lorenzo Chinnici. Nel frattempo si è alzato dalla panchina anche Billitteri. Potrebbe forse uscire Gennaro o La Fiura, vediamo. Sujon avanza, cerca l'imbucata, non passa, poi palla in mezzo, Zangara mette tutti d'accordo, Gambino perde qualche tempo di gioco centrale, Pucci, magia, Zangara alza il ritmo, il Real Sicilia che adesso si fa vedere, Gambino, La Fiura intercetta, poi la tiene in campo, ma non riesce con Grillo che è entrato veramente bene in partita. Gambino. Ancora Maurizio Grillo, finta, salta nettamente La Fiura, poi Chinnici lo va ad affrontare ed anche l'ultima a toccare rimessa. Gambino, calcio col mancino, Gennaro respinge, poi torna dietro. Poi dice al direttore di gara di stare attenti a qualche spinta di troppo. Gennaro è stato forse pizzicato proprio dal difensore della Sicilia a spingerlo un po', non per i due direttori di gara. Nel frattempo fuori La Fiora, dentro Francesco Catania, dunque un giocatore sicuramente più tecnico, con meno fisico, però posso ipotizzare qualche azione un po' più rapida adesso. Gennaro. Vuole il dribbling, Gambino fa un ottimo lavoro, poi anche l'ultimo a toccare, i due si scambiano un cenno d'intesa, poi nel frattempo è pronto anche De Simone. Vediamo se è al posto proprio di Gambino. Catania sbaglia tutto, qui regala Grillo che può ripartire, lo ferma però Chinnici, è un 2 contro 3, Gennaro con la punta e ancora Calamia, super protagonista di questo match, Giuseppe Calamia, ci ha provato con la punta Gennaro, non ci è riuscito, palla in calcio d'angolo. Va Sujon, chiama l'ennesimo schema per Chinnici che non stoppa il pallone, una notizia questa probabilmente. Il tempo continua a muoversi, anche Perdichizzi nel frattempo prova a mettersi ancora in proprio, dicevamo La Fiura è messo un po' di lato, sta dissetando e forse sta cercando la concentrazione. Nel frattempo è pronto anche Billitteri. Nel frattempo è entrato D'Amico, chiediamo scusa, non come detto in precedenza. Intanto Grillo in mezzo a due, non passa, poi quasi tocca il pallone, Gennaro lotta ancora Grillo, poi Sujon alla meglio, può appoggiarsi, Zangara commette fallo, un po' ingenuo qui forse Zangara, perché il quinto fallo dal prossimo, ricordiamo, potrebbe essere tiro libero. Nel frattempo fuori Sujon, dentro Billitteri. E anche dagli spalti un po' a ricordare il giocatore che adesso è il quinto fallo, dunque dal prossimo
Potrebbe essere un tiro libero. Chinnici per Billitteri, una buona palla. Però, nonostante la grande velocità di Billitteri, è un po' complicato riuscire a tenere questo pallone. Zangara, D'Amico, accorcia Pucci, la controlla, Billitteri lo fronteggia. Adesso Grillo, Catania non ne vuole affondare il tackle, infatti fa bene ma Grillo lo salta, poi calcio da fuori anche D'Amico, con Grillo che si infuria un po' col compagno, poi perdi Chizzi, poi Grillo ancora, l'abbiamo detto più volte, lo diciamo ancora, Grillo è entrato benissimo in partita, potrebbe essere una carta importante per Mister Guddo. Catania verso Chinnici, vuole le finte, sul sinistro, il taglio per Catania, una buona palla, poi tacco di Grillo, Pucci per Zangara che può puntare la difesa, Zangara! E perde Chizzi, mette la mano nel punto giusto, ed è calcio d'angolo, che tiro di punta di Zangara. Ha provato a sfidarlo sul primo palo per Di Chizzi, però è stato molto attento, poi uno schema. Grillo, aggancio delizioso, le finte, sul sinistro per Di Chizzi. Adesso attacca Grillo, ancora Gennaro commette fallo. Da dietro va giù Grillo che ha cambiato veramente questa squadra quest'oggi. Vediamo se c'è un cartellino. No, sembra di no. È il terzo fallo per il rossonero. Dovranno sicuramente stare attenti per non commettere altri, per non commetterne altri, ma probabilmente l'attenzione deve essere maggiore forse del Real Sicilia, perché ricordiamo sono stati 5 interventi irregolari commessi, di conseguenza al prossimo sarà tiro libero e probabilmente il presidente Lentini ma anche Mister Guddo vorranno scongiurare tutto ciò. Va Grillo con il sistema, uno schema che funziona! D'Amico 1-1, la ripresa Real Sicilia con D'Amico. Un grandissimo schema, come il Palermo Futsal Club, anche il Real Sicilia trova il modo di pareggiare e lo fa con un calcio piazzato. Grillo apre, D'Amico conclude, 1-1. Si riparte con Chinnici. Non viene servito né Catania né Billitteri, si cerca Gennaro, ma adesso è un momento favorevole per il Real Sicilia. Gennaro, le finte, calcia, Calamia va giù col ginocchio, poi cerca un intervento irregolare che non c'è però. Poi Grillo, D'Amico, è entrato anche lui bene in partita con questo gol, allarga male, Chinnici con la punta. Poi sbaglia il controllo Grillo, forse il primissimo errore del 16. Chinnici. Ecco Billitteri. Cerca forse uno spazio, poi decide di appoggiarsi da Francesco Catania. Gennaro, Catania, ritorna Chinnici, lo fronteggia Grillo che non vuole concedere spazio, ma soprattutto non può commettere fallo. Si complica tanto la vita Lorenzo Chinnici, che serve anche per Di Chizzi, pressione molto alta adesso della Sicilia. Billitteri apre benissimo Chinnici, è un 2 contro 1, Billitteri per Gennaro, guarda la porta, va al secondo palo, Billitteri! La palla è entrata dopo anche una deviazione, magia assoluta di Lorenzo Chinnici che pulisce il pallone, contropiede ed è 1-2. Dicevamo come Chinnici si stesse forse complicando la vita un po' troppo, ma quando Lorenzo Chinnici ha quel pallone tra i piedi può fare di tutto, perché ha liberato Billitteri, poi un 1-2 con Gennaro che con molta lucidità, bisogna dire, non ha calciato in porta, ma ha cercato il secondo palo. Billitteri poi da lì non ha sbagliato, forse chissà se il tocco di D'Amico ha aggiustato la traiettoria. Noi vi invitiamo sempre qui sui canali di Sportisili, tanto Chinnici col destro cerca di impensierire Calamia, dicevamo vi invitiamo sempre qui sui canali di Sportisili a valutare se effettivamente il tiro di Billitteri fosse indirizzato in porta o meno.
frattempo sarà rimessa con Bilitteri. Intanto è entrato la Fiura per Gennaro. Cerca una deviazione, trova D'Amico sulla zona lombare. Bilitteri alza il pallone, forse un po' male per Chinnici, che riesce comunque a calciare, però un tiro forse non da evidenziare, ecco. D'Amico per Zangara, vediamo se punta Bilitteri, va verso il centro del campo, poi si ferma, lo fronteggiano anche in due. Pucci, D'Amico e adesso Grillo. Zangara, vediamo se inventa una giocata delle sue. Cerca un passaggio, palla che passa, D'Amico ancora! Questa volta non la prende benissimo. Esterno collo tentato dall'11, che non è andata a buon fine. Catania, aggancio non dei migliori. Grillo esce molto bene col tacco, poi prova la ruleta, non riesce. La Fiura, Bilitteri va in anticipo, poi Zangara commette anche fallo Bilitteri. Ed è quarto fallo anche per i rosanero. Mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. Andiamo a battere Zangara. Se prima ipotizzavamo forse uno schema, adesso Zangara potrebbe in realtà andare dritto verso la porta. Intanto è entrato in campo anche De Simone al posto di Pucci, che si è quindi accomodato in panchina. Va Zangara, cerca infatti la porta per Di Chizzi, non se la fa sfuggire, la blocca senza problemi, riparte subito per la Fiura che cerca un aggancio molto complicato. Effettivamente c'era anche riuscito, però doveva fare i conti con Calamia. Grillo, punta Catania, poi D'Amico, ancora Grillo, vuole il sinistro e calcia per Di Chizzi, poi Zangara mette in mezzo, palla che passa per De Simone e per Di Chizzi mette tutti d'accordo. Intanto dentro anche Lorenzo Lopez per Lorenzo Chinnici, un cambio non di nome, solo di cognome e basta, perché poi la posizione è la stessa. Intanto il Real Sicilia regala una rimessa, ma forse viene chiamato un time out, no? Per Di Chizzi tutto ok, si toccava la spalla, forse un intervento precedente. La Fiura sul fondo, dribbling, non c'è nulla. Zangara, però palla fuori. Nel frattempo per Di Chizzi sta dicendo qualcosa a Calais, però tutto ok, tutto rientrato dovrebbe essere adesso. Tempo anche mister Gentile a muso duro con il signor Contreras, forse voleva un intervento irregolare che non è stato visto dal direttore di gara, però D'Amico, lotta anche Catania, spalla alla porta, Calamia, De Simone, Grillo esce bene dalla pressione, poi la Fiura riceve il pallone, la Fiura calcia e Calamia ancora una volta va giù benissimo con i tempi giusti a 1 minuto dal termine di questa prima frazione. Una gara insomma che non ci sta facendo annoiare. Sarà calcio d'angolo con Sujon che batte dalle parti di Mirko Valente, fotografo, che vorrà immortalare questa immagine. Poi cerca il tocco verso la Fiura di ancora corner. Poi chiama un time out mister Gentile. Anche il gong ci aiuta a capirlo. Viene chiamato un time out da mister Gentile. Sta parlando con il signor Contreras probabilmente per quell'intervento sulla Fiura, secondo il tecnico di rosanero, da dichiarare come intervento irregolare. Probabilmente era questa la sua tesi, cioè l'antitesi del signor Contreras era che non c'è stato il tocco. Possiamo ipotizzare, ma chiaramente crediamo di non sbagliare. Tempo si torna in campo. Con Lorenzo Chinnici che ha parlato, in questo caso con il
Si entra in campo soltanto adesso con Vivarelli che prende il posto di Catania. E chissà che questo non sia magari forse un cambio dovuto ad uno schema. Chissà, vediamo. Va su Jean, dove il blocco di Lopez per Vivarelli che anticipa, poi prova un dribbling ma non riesce. Lopez va a girarsi con la sola, Lopez va sul destro, lo chiude D'Amico. Una buonissima chiusura da parte numero 11, poi Lopez allontana un po' il pallone, rischiando. Calamia va lunghissimo per Grillo, Lopez gliela fa stoppare, però l'ultimo tocco è sempre del numero 16 in maglia rossa, ed è anche giallo per Grillo nel frattempo, da parte del signor Armanno. È il secondo, anzi il terzo per la Sicilia, perché è stato ammonito dalla panchina anche Di Paola, poi Gambino, adesso Grillo. Manca veramente pochissimo, intanto si prende tutto il tempo su Jean, perde Ghizzi, ancora su Jean. A lungo per la Fiura, cerca di spizzarla di testa, ma uno schema un po' complicato. De Simone per D'Amico, avanza il 4, adesso si inserisce da pivot. Grillo per Zangara. Zangara cerca di incunearsi all'interno dell'area di rigore rossa-nero, però va bene così, finisce il primo tempo dopo 32 minuti di fuoco tra Real Sicilia e Palermo Futsal Club, risultato di 1-2. Noi come sempre vi invitiamo a rimanere connessi qui sui canali sportivi per seguire in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! San Giorgio Piana, San Giovanni Gemini, una passerella, la partita più bella, si gioca fuori dal campo. E allora siamo qui e ringraziamo il nostro numero 1 dei cameraman di Palermo e provincia, Giuseppe Zito. E poi passo la parola a quello che è il miglior telecronista della stagione. Ce ne sono seguiti diversi, ma permetteteci di dire che lui è il nostro numero 1, la storica voce del San Giorgio Piana, Giorgio Virga. Fare profondità per Manno, intanto Vigario. Manno cerca di inserirsi, ce la fa, la mette in mezzo, arriva Amaia! Federico! Il gol di Federico Amaia! Il primo gol che sa di eccellenza, lo sigla il Zanche va a festeggiare sotto il settore. E volevo sottolineare il grande assist di Manno. Alta gol, Gioventù. Ciancimino! Attenzione, ci ha provato qua, ottimo l'intervento del portiere, ma c'è corso. Che spara sopra la traversa. Immenso Fabio Gaglia, attenzione serio, può vedere Manno, lo serve. Ottima la palla per Manno. Dice serio, Manno, la controlla. Forse perde un po' di tempo, la mette poi in mezzo dove c'è Serio! Giochino! Serio! 2-0! 2-0! Due assist Manno. Due assist Manno, che è quello che voglio sottolineare, due assist Manno. Palla verso Serio, uno contro uno, attenzione Jack, ancora Jack, uno contro uno. Doppio passo, Jack di punta! Cercato il gol, il gran gol, come sempre. Sintetica, quindi tanto serio. Ci prova destro, Jack. E qua ottima la parata del portiere che la vede arrivare all'ultimo, questo pallone. Miracolo di Bighetti. Prova a lanciare la palla. Tra due c'è Manno che ci può provare da fuori aria. Manno il destro. Ciabatta di Manno. Applausi convinto, mister Roberto Bellavia. Secondo me mister Chimici farà uscire Porcelli e Manno perché martedì c'è il ritorno della Juniores. Tanto serio, chiama Manno a sé, ci prova il destro. E qua ottima la parata del portiere. Tanto palla in mezzo, attenzione il colpo di testa di Amaia. Faccio d'angolo dall'altra parte, stiamo per triplicare. Meritatissimo tutto questo affetto per Fabio Gaglio che ormai ha la maglia del San Giorgio sotto. Tanto bella la palla per la maglia. Botta! È il tanque! È il tanque double. Federico Amaia.
che gol del tank. Intanto arriva il gol di Jack Serio. Ma in realtà sembra sembrato un autogol, Giorgio. Oh, c'è per Scalissi, tenta il destro. Intercettato ancora Scalissi, lo mette in mezzo. Serio gol. Gol 5-0. Tanto Manno, attenzione Manno, palla per Scalissi, salta l'uomo, Scalissi il destro, troppo centrale, qui corso, sbaglia, attenzione, numero 7 prova il sinistro, è un gran gol questo. È finita, il San Giorgio è ufficialmente in eccellenza. Devo dire soltanto grazie ai miei ragazzi, grazie alla società che mi ha permesso di lavorare tranquillamente, grazie ai ragazzi che fino all'ultimo hanno onorato la maglia, hanno onorato questa grande società facendo una grande prestazione. È un peccato, certamente perdere i playoff per un punto, insomma c'è molto drammatico, però insomma non ci possiamo rimproverare niente, perciò sono contento di questo gruppo, veramente un grande gruppo, una grande famiglia, e l'avevamo dimostrato anche lo scorso anno. In questo momento insomma credimi c'è un po' di drammatico, perché insomma se vado a valutare certe partite, vedi il rigore al 94esimo al Gioiosa, insomma quello poteva essere il punto fondamentale per andare ai playoff, però insomma proprio quando riguarda la mia permanenza poi si vedrà, vediamo con la società che intende fare, insomma ci sono cose da vedere. Intanto insomma ci godiamo questo finale di stagione finito alla grande, veramente alla grande, e niente, dobbiamo ormai pensare alla stagione prossima. Ma Danny sappiamo benissimo che è un grande attaccante, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, però siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo di sfida della Coppa Trenitalia, la finalissima tra Real Sicilia e Palermo Futsal Club. Risultato ve lo mostriamo, ve lo diciamo, ma ve lo mostriamo anche 1-2 per il rosanero. Poi come sempre invece ricordiamo che il cronometro inizierà a passare nell'istante in cui ci sarà il primo tocco di gioco di questa seconda frazione. Vediamo le scelte di questo secondo tempo. Dovrebbero partire da Sicilia con Zangara, Gambino, Pace e Grillo, che effettivamente ha ben giocato nella prima frazione. In porta capitano Calamia, che al momento ve lo mostriamo in religioso silenzio. Lui una grande partita, sui 2 gol non ha veramente nessuna colpa. Il primo è stata una traiettoria impossibile da prendere da parte di Vito La Fiura, il secondo invece pallone al secondo palo, 2 contro 1, poteva fare veramente poco, questa assoluto. Nel frattempo i rosanello dovrebbero invece partire con gli stessi 5 che hanno iniziato la prima frazione, dunque per Dighizzi, Chinnici, Gennaro, Sujan e La Fiura, con La Fiura sempre laterale. Questa è l'innovazione un po' di Mister Gentile, che l'ha un po' provata in realtà in campionato, però quest'oggi deciso di partire proprio così, con questo modulo, questo schema. Vediamo tutti in panchina e il pallone dovrebbe essere, vediamo, è stato cambiato forse il pallone, non sembra dei migliori però questo pallone, forse al rimbalzo anche Chinnici sta cercando di constatare, non sembra però il massimo, però dovrebbe essere questo il pallone. Dunque primo possesso per il Real Sicilia, con Grillo che dovrebbe essere lui il laterale, poi prende un po' in giro il compagno cercando di fare capire che la partita sia ricominciata, ma non è così. Mancano infatti
i due direttori di gara, il signor Contreras e il signor Armanno, dovrebbero essere ancora negli spogliatoi. Quindi soltanto il loro arrivo, infatti, per cominciare questo secondo tempo. Nel frattempo Perdichizzi sta approfittando per bere un po'. La Fiore invece scambia qualche battuta con il presidente Lentini e Pace. Una gara comunque molto corretta, nonostante ci siano stati 5 falli per la Sicilia e 4 per il Rosanero, e 4 da parte di Rosanero. Una gara comunque molto corretta, con interventi irregolari, ma comunque sempre nei limiti delle competizioni sportive, dunque con poca cattiveria. Questo chiaramente è una grande notizia. Ci auguriamo che poi il secondo tempo possa essere anche così. Nel frattempo la Fiora parla anche con Mister Guddo, poi scambia qualche parola con gli spalti da parte del Real Sicilia, che infatti è posizionata a sinistra. Invece sulla destra vediamo i rosanero, entrambe le formazioni con palloncini colorati, giallo-rossi e rosanero, con una grande risposta del pubblico, anche chiaramente tanti volti noti del mondo del calcio a 5, un po' di tutte le categorie, tra C1, C2, insomma, anche Serie D chiaramente. Un po' tutti per assistere a questo match. Nel frattempo la palla sta per essere sistemata con Grillo, che sta parlando con il signor Armanno, colui che l'ha ammonito nel corso del primo tempo. Stanno chiarendo i due, perché Grillo è stato ammonito probabilmente per qualche parola di troppo, perché non c'è stato nessun intervento irregolare da parte sua. Dunque fischiato in bocca per il signor Contreras, che dovrebbe sancire l'inizio di questo secondo tempo, e inizia adesso con Grillo. Pace rientra sul mancino, Gambino, Zangara fronteggiato da Sujon. Adesso Pace cerca un tocco per liberare Zangara, che arriva. Gambino la tocca non bene, rimessa tra le rosanere. La Fiora per Chinnici, avanza il numero 10, che poi decide di cambiare gioco verso Sujon. Ecco Chinnici, rientra Grillo, molto bravo a mettere il piede per non fare rientrare sul destro Chinnici. Non è il suo piede, però Chinnici può essere anche letale con quello. Sujon cerca il passaggio, tocca Grillo, poi Zangara lo fronteggia, lo sfida in velocità, più veloce. Zangara rientra molto bene e poi la tocca anche Sujon. Sarà dunque rimessa per il Real Sicilia, che rimane in zona offensiva. Adesso bisogna forse cercare di riprendere questa partita. Zangara va sul destro, può calciare, la Fiora mette il piede, poi Gambino si accontenta di questa rimessa. Diciamo dunque bisogna cercare di riprendere la gara per il Real Sicilia, che non sta giocando una brutta gara, però bisogna chiaramente tornare un po' per riaprire questa gara, che ricordiamo gara secca, finale. Palla dentro, Gambino apre bene per Grillo, e poi Chinnici mette lì il piede nel punto giusto, al momento giusto, calcio d'angolo. A tempo Gambino si è improvvisato da pivot, l'ha fatto molto bene con una grande sponda, poi cerca il tocco indietro, non riesce. Gennaro va giù, c'è un tocco irregolare, però poteva forse fare continuare. Vittorio Gara non l'ha fatto. Prende ancora fallo Gennaro, il primo, dopo che sono passati 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ne ha presi diversi anche nella prima frazione. Sujon rischia tanto Gennaro con Gambino, va giù, si agganciano ed è fallo di Gennaro. 1-1 per i falli dunque. Qui ingenuità colossale di Gennaro, che prima ha provato un dribbling, poi non ci è riuscito e ha commesso fallo su Gambino, che invece in maniera molto intelligente se l'è conquistato. Dunque calcio di punizione, vediamo 3 maglie rosse, si allontana Grillo, rimangono invece Pace e Zangara.
C'è Gennaro in barriera, la Furia invece rimane insieme a Sujon leggermente più indietro, quasi a verificare la zona. Zangara prende Gennaro, Calamia, Zangara cerca il dribbling, c'era solo Grillo però con Chinnici che infatti si è allargato con un pizzico di ritardo e probabilmente Mister Gutto lì vicino ha detto proprio questo infatti a Zangara, di verticalizzare dalle parti di Grillo perché era effettivamente solo. Chinnici rimane giù, la Fiura avanza invece su John, lui sceglie Gennaro, Mancino perfetto per Chinnici, e se da palla di ritorno lo fa adesso, Gambino chiude ancora, partita ottima da parte numero 5 che chiama a gran voce i suoi a salire, la tocca la Fiora, intercetta perfettamente, rimessa laterale. Poi Gambino sbaglia il tocco, Grillo sta cercando il centro del campo per dare probabilmente una sponda, così non è stato. Chinnici, sovrapposizione di Sujon, lo segue con gli occhi Grillo ma lui va dall'altra parte per Gennaro che si accontenta, rimessa laterale ancora per il Palermo Futsal Club che può continuare ad attaccare, un secondo tempo forse al momento a tinte giallo-rosse possiamo dire. Vanno Sujon e la Fiura va di potenza, cercare forse una deviazione, poi Grillo non commette fallo su John, avanza, cerca il tocco, rimpallo, non lo favorisce, rimessa Rosanero. Chinnici, dopo il tocco di Sujon, avanza la Fiora, avanza anche Sujon che infatti riceve il pallone, la controlla, finta, destro-sinistro, sempre molto tecnico ed elegante il numero 8. Chinnici vuole una delle sue giocate, Sujon, passaggio velenosissimo con la Fiora, poi Pace cerca di conquistarlo col fisico e poi fallo di Sujon, prende la gamba di Pace, non è d'accordo il numero 8, il secondo fallo per il rosanero. Nel tempo si sente anche la voce del direttore commerciale Filippo Alario. Dunque calcio di punizione, vediamo Pace ma anche Zangara vicino a lui, un po' più lontano Gambino, Pace da lì potrebbe anche calciare, ha un mancino interessante e infatti va verso la porta, Sujon la tocca, poi Gennaro salta, va giù, si continua, Pace la controlla, Sujon fa tutto da solo, poi Grillo con la Fiura che fa scortare questo pallone fuori, adesso gara che si è fatta un po' più nervosa rispetto a quella che abbiamo visto nei primi 30, parlavamo di una gara molto corretta, adesso vediamo un po' di ritmi e animi un po' più caldi in realtà. È scivolata ancora di Gambino, che fa sempre un grande lavoro su Gennaro, grande assist per lui, gol dell'1-2. Chinnici, finta, rischia tanto, un po' come sempre, Sujon, Chinnici la tocca e poi direttamente alle parti di Calamia, adesso controlla il Real Sicilia, Zangara la controlla per Di Chizzi, poi Grillo e Chinnici si immola per parare questo tiro, è vivo più che mai Real Sicilia. Gennaro la tocca, poi si autolancia sulla velocità, Gambino, poi va giù Calamia, si continua tutto regolare. I complimenti di Mister Gentile verso Gennaro che ha recuperato questo pallone, diciamo un momento al momento, scusate il gioco di parole, favorevole alle Real Sicilia. Poi Chinnici cerca una conclusione improvvisa, non ottimale. Zangara, sempre molto tecnico, si infila adesso al centro, Pace, con uno spazio per servire i compagni, Pace, o forse una conclusione diretta. Zangara, c'è Gambino libero, riceve il pallone adesso, Sujon lo fronteggia, c'è anche Gennaro pronto ad uscire, Zangara cerca l'imbucata con Grillo, lo anticipa Chinnici, poi prende il pallone, lo sradica Sujon che va giù, calcio di punizione, fallo su Sujon, e il secondo
o c'è qualche protesta con la Fiura e Grillo, qualcosa tra i due. Anche presidente Lentini, a tempo l'abbiamo detto, si sono riscaldati gli animi e anche tanto. Poi la Fiura sta cercando di allontanare tutti. Giallo per Vito La Fiura, capitano. Però ci immaginiamo anche un giallo per qualcuno del Real Sicilia. Solitamente è così. Del giallo per Vincenzo De Simone. Adesso tutto rientrato fortunatamente. Con la Fiura che è Grillo ancora, però continua con la Fiura. E anche Giammoneto. Davanti anche agli occhi del direttore, insomma un po' rischiato. Poi sì. Questa chiedere scusa, però. Gioco fermo con la Fiora che ha già sistemato il pallone. Gioco fermo ormai da qualche minuto. Erano entrati tutti in campo per stetare gli animi. Adesso il signor Contreras fa accomodare tutti in panchina. Vediamo se Chinnici cerca la porta, sembra di no però. Si chiama una distanza probabilmente. Sujon si gioca. Chinnici vuole dalla sovrapposizione, poi Sujon mette il piede lì per non fare passare Grillo. Passaggio sbagliato questa volta del 10. Gambino. Zangara. Pace. Vuole il dribbling, non passa sulla Fiura che poi le esce a fare passare il palla per Gennaro. Un rimpallo non lo favorisce. È l'ultimo a toccare, poi chiedeva un pizzico di astuzia anche un ultimo tocco in maglia rossa, ma chiaramente era ben visibile, l'ha toccata a lui. Zangara, centrale per Grillo, va giù su John, ma si continua. Palla ancora in mezzo, tentata da Zangara. Poi la Fiora con tanta potenza. Nel frattempo su John dice qualcosa signor Armando, forse per un intervento, per un contrasto forse con Zangara, però Grillo va con il mancino, perde chi si blocca, poi per un attimo forse pensa anche a una conclusione, ho visto il portiere chiaramente tra i pali. Chinnici, Gennaro, la Fiora, palla aggiustata, Gennaro ancora, buono qui il suo disimpegno, poi Chinnici serve ancora a Gennaro che può girarsi, non riesce però a calciare su John, allarga ancora il gioco, sbaglia il passaggio verso Zangara, vuole le finte su John, taglia la strada, grande intervento, poi subisce anche fallo ed è giallo per Zangara nel frattempo. Su John aveva sbagliato il passaggio ma poi è stato molto bravo. Ed è terzo fallo per il Real Sicilia, ricordiamo sono 2 per il Rosanero, 3 per il Real Sicilia al momento, minuto 42, mancano 18, 1-2 risultato. Tanti gialli quest'oggi, 1 per il Rosanero, 4 però per il Real Sicilia, ricordiamo Di Paola, Gambino, Grillo e Zangara. Dall'altra parte invece Vito La Fiura. Zangara cerca uno spiraglio in mezzo a 2 maglie nere, riesce anche a passare Zangara, che qualità, poi per Di Chizzi su John va giù, rischia tanto Zangara qui, poi La Fiura sul sinistro, Calamia, Gennaro 1 del risultato, non la riesce a portare lontano Calamia, Gennaro ne approfitta il tap-in e fa 1-3, tris Rosanero.
C'è forse qualche cambio per il Real Sicilia, vediamo, perché no, nessun cambio, sembrava dovrebbe essere forse il momento di Sanchez, forse per Grillo, vediamo, anzi no, per Pace. Dunque tanta tecnica in campo, meno fisico ma tanta qualità adesso sul risultato di 1-3. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, intanto Sanchez per una giocata molto complicata, sbaglia tutto, la Fiura va giù, Gambino si continua ma si tocca il braccio, Zangara su John, poi scontro tra i due, ed è uno scontro che vediamo ormai da tanti minuti su John e Zangara, Zangara su John, Zangara, Zangara su John, l'abbiamo visto veramente in tutte le salse oggi. Dove giù anche Gambino, Gambino si rialza, poi però un po' arrabbiato, una brutta botta, perché effettivamente forse nel modo di liberarsi Gennaro potrebbe magari averlo colpito. Bisogna chiaramente, come diciamo sempre, riguardare le immagini, perché in tempo reale a volte non si riesce a capire il tocco o l'entità dello stesso. Sicuramente si sono scontrati, questo è sicuro. Intanto calcio di punizione fuori su John, terzo fallo per il rossonero, dentro Catania. Sul punto di battuta vediamo Grillo che col suo sinistro potrebbe centrare anche la porta, lo abbiamo visto calciare con molta qualità. Vediamo, infatti Verdicchizzi dice ai compagni attenzione perché calcia, ma Grillo di potenza, Verdicchizzi ancora centrale, poi Chinnici allontana mettendo una pezza più lontano che si può, ma la palla è su Calamia. Sanchez centrale per Grillo, si gira e calcia, Catania si immola per la causa, poi Zangara con la suola, non deve commettere fallo Gennaro, e infatti non affonda il tackle. Grillo, poi Gambino, ancora Grillo, forse il migliore in campo dei suoi insieme a Gambino. Sanchez vuole il tocco favorevole per Zangara che vuole la porta, idea forse sbagliata questa volta del numero 7 che ha cercato il primo palo, con Perdichizzi comunque in posizione ma era pronto ad intervenire. Perdichizzi, palla per la Fiura che cerca una sponda di testa molto complicata, poi Catania e Calamia si scontrano, l'ultimo tocco, vediamo, no, rimessa dal fondo, l'ultimo tocco di Catania. Gambino, dopo aver ricevuto da Calamia, si riparte con Sanchez, anche per lui un buon ingresso, però ormai da 3 azioni consecutive prova sempre l'imbucata centrale e l'inserimento successivo, però sta anche funzionando, dunque un'azione reiterata che funziona per il Real Sicilia. Catania alza il pallone, rischia tanto con Zangara che invece in elevazione tocca il pallone per ultimo, sarà quindi rimessa laterale con Catania vicino al pubblico giallorosso. Gennaro si gira molto bene per liberare Catania, sovrapposizione di Chinnici, scambiano i due, palla che passa, poi Gambino la tocca con il braccio, con la mano anzi, è già ammonito ma non credo ci siano estremi per un altro giallo. Si abbraccia con Chinnici, calcio di punizione, comunque quarto intervento irregolare. Nel frattempo non si riscalda nessuno sulla panchina rosanero, ricordiamo come Vivarelli sia entrato soltanto per circa 30 secondi, poi Leto tutto il tempo in panchina, così come Calì e Danilo Lario, invece qualche minuto in campo per Lorenzo Lopez. Billitteri anche lui una porzione di tempo con gol, insomma esito positivo. Chinnici, schema per Catania, Calamia, battuta potente ma centrale,
Calamia infatti riparte subito da Gambino, che vuole dare il pallone a Zangara, gli dice forse di prendersi la responsabilità di giocare e trovare la qualità che forse quest'oggi un po' della Sicilia sta mancando. Sanchez prova il destro, si distende per Di Chizzi ma non la tocca. Oggi qualità di Zangara, che è stata messa veramente a dura prova con Chinnici, con Sujonne, invece un po' più acceso Maurizio Grillo sicuramente, che sta sembrando con il suo mancino una spina nel fianco abbastanza importante per la retroguardia di Mister Gentile. Intanto Imbucata chiude ancora Chinnici, poi Gennaro, ancora questo pallone, poi in mezzo a due Gennaro vuole un dribbling di troppo, Gambino è molto bravo qui a chiudere in anticipo, ma va giù, fallo di Gennaro, anche qui un po' ingenuo. 4-4 il conteggio di fallo. Grillo, Zangara vuole il destro, libera verso Sanchez, adesso c'è spazio su Gambino. Zangara, Grillo vuole puntare Capitan La Fiura, un po' in ombra la Fiore in questi ultimi minuti, tanta fase difensiva per lui. Sanchez allarga molto bene per Gambino, c'è libero Zangara, viene servito adesso, o meglio viene cercato ma non trovato, palla fuori, rimessa laterale per il rosanero. Minuto 50 di gioco, mancano 10 minuti. Le due squadre, ricordiamo, hanno ancora un time out ciascuno, però non lo chiamano. Intanto Gennaro prova a controllare una palla molto complicata e calcia col mancino. Si vede anche costruita bene in realtà Gabriele Gennaro. Frattempo cambio dentro D'Amico al posto di Gambino. Catania intercetta il pallone di Zangara, Catania può puntare, va sul destro, molto distante dalla porta, cerca un passaggio sbagliato perché regala tutto a Zangara e si riparte con Sanchez. Poi D'Amico per Grillo, salta per Di Chizzi, ma poi con il piede riesce a negargli la conclusione diretta verso la porta. Ancora un'altra volta miracolo di Di Chizzi. Nel frattempo scarpe da allacciare per Catania. Poi la Fiora, Chinnici, c'è Gennaro che si va a vedere in avanti, Chinnici prova la sua solita giocata molto rischiosa ma anche ben fatta. Qui però la Fiora calcia e serve involontariamente Gennaro, che la tiene lì molto bene. La Fiora avanza, può calciare, Calamia mette sopra in calcio d'angolo. Oggi una partita molto difensiva per Vito La Fiora, sta giocando in maniera incredibile. Per lui un gol anche molto bello, poi nel terzo gol è stato lui a calciare dalle parti di Calamia, poi Gennaro ha messo chiaramente il piede per il tap-in, ma l'azione parte da lui. Fiora ancora, questa volta prende forse con un po' di superficialità il pallone e si riparte con una rimessa, minuto 51 e 30 secondi. Zangara, D'Amico imbucata, Grillo cerca il sinistro, Chinnici. Qui un grande peccato perché in realtà Zangara si era inserito anche bene. Forse se Grillo avesse fatto un velo probabilmente si sarebbe trovato davanti alla porta, però c'erano anche due maglie nere. Noi un po' ipotizziamo, ma cerchiamo di capire. Intanto Gennaro, buon lavoro come sempre, si allarga, può calciare, cerca invece l'imbucata. Poi scontro con D'Amico, Gennaro fa la guerra lì davanti, poi Catania non arriva, è un 3 contro 1, Sanchez, poi Zangara non abbocca Chinnici, poi perde un tempo di gioco, ancora Zangara, si allarga, c'è il taglio di Sanchez, prova invece la porta, prende ancora Chinnici che è onnipresente in tutte le posizioni. Forse Gennaro poteva fare decisamente meglio questa azione, un po' sprecato il possesso, D'Amico calcio, prende sempre Gennaro. Grillo vuole il mancino per Di Chizzi, la respinge, poi la palla rimane lì verso Sanchez, ma ancora una volta Grillo è l'uomo più pericoloso in maglia giallorossa. Una bomba che in questo caso ha innescato, disinnescato anzi, per Di Chizzi. Vuole ancora il sinistro, D'Amico allarga, Zangara, palla di ritorno e Grillo questa volta grazia per Di Chizzi perché da lì era veramente dura riuscita a parare. Nel frattempo time out
chiamato da mister Gentile al minuto 53 di gioco. Mancano 7 minuti. Il risultato lo potete benissimo vedere nella nostra diretta. 1-3 per i rossonero, decidono i gol di Gennaro, La Fiura. Una grande veramente partita, poi Billitteri chiaramente il secondo. Dall'altra parte invece il gol del momentaneo pareggio, quello di D'Amico, con un grande schema sulla palla di Zangara. Nel frattempo rientra in campo Billitteri per questi ultimi minuti. Dunque mister Gentile probabilmente vuole giocarsi la sua rapidità per cercare di mettere un po' in difficoltà la squadra avversaria. Nel frattempo l'abbraccio bellissimo tra Lorenzo Chinnici e Lorenzo Lopez. Tanto si rientra in campo con Billitteri al posto di Catania. Mister Gentile non vuole rinunciare né a Gennaro né alla Fiura e nemmeno chiaramente a Chinnici, ma gli diamo anche ragione effettivamente. Billitteri rischia veramente tanto, infatti qui regala il pallone a Sanchez che allarga. Pucci entrando in questo secondo tempo dopo tanti minuti fuori, e poi Sanchez, Billitteri, l'ultimo tocco è dello stesso numero 13. Pucci che è entrato invece al posto di Grillo, l'abbiamo detto già ampie vedute, migliore in campo probabilmente dei suoi. Gennaro con D'Amico, poi va giù. Qua sembrava un brutto fallo in realtà, ma si continua. Sanchez, poi Billitteri chiude. Gennaro è rimasto giù. Poi c'è un po' di confusione in panchina rosanero. Sembrava effettivamente un brutto fallo quello su Gennaro. Di Togliana però era molto vicino. Il signor Contreras ha deciso di fare continuare. Questa è la sua decisione. Poi Pucci si allontana. Nel frattempo c'è un po' di tensione tra le due panchine. Poi Catania a dire qualcosa. Nel frattempo Carmelo Punzina invece aiuta Gennaro, dove il colpo probabilmente ricevuto. Minuto 55 e 30 secondi, manca veramente poco, 4 minuti e 30 più chiaramente un minuto da recuperare sicuramente per il time out, ma anche qualcosa per queste piccole interruzioni che nel secondo tempo sono state un po' più ampie rispetto a quelle del primo. Nel tempo si torna in campo su John e si leva la casacca, questo la rimette, ci immaginavamo un cambio, ma così non è. D'Amico, Zangara cerca la sua tecnica, adesso Sanchez, buon ingresso anche per lui. Zangara sguscia via molto bene, calcia verso la porta, non la inquadra. Perdichizzi adesso cerca un compagno e serve Lorenzo Chinnici, c'è lo scatto di Billitteri, rientra come sempre sul suo sinistro, c'è la Fiura molto basso. Invece Gennaro chiede una palla in profondità, la riceve adesso Gennaro, avanza Gennaro con la punta, non è preciso, forse col sinistro avrebbe dovuto fare di più. Palla fuori con Calamia che riparte a 1000 verso Sanchez. D'Amico libera Zangara, adesso è molto solo. Zangara punta, Chinnici esterno, apparecchia per D'Amico che allarga verso Pucci. Sbaglia la Sicilia, passano i secondi, 3 minuti alla fine della partita. Fuori Sanchez, dentro Gambino nel frattempo. Anzi no, De Simone, chiedo scusa. Qui ricade il possesso Chinnici direttamente verso Calamia, poi cenno di intesa tra Pucci e Chinnici. Tempo Perdichizzi sta chiamando le marcature, minuto 57 e 30 secondi. D'Amico allarga bene per Pucci che cerca la porta, ma stava anche per trovare, buona qui la giocata del Real Sicilia che in verticale trova il proprio numero 8 che non inquadra però la porta. La Fiura, Gennaro, c'è l'inserimento di Billitteri, molto complicato qui il tocco verso il numero 4, autore del gol dell'1-2 momentaneo.
Zangara verso De Simone, lascia Pucci che carica il destro, poi ci ripensa D'Amico. 58 minuti sul cronometro. De Simone, palla in mezzo, Pucci la tocca, la fiora, poi la tocca soprattutto De Simone con Perdichizzi che non può fare altro che prendere il pallone da fuori. Palla imbucata, Gennaro, sempre molto utile con quel tipo di lavoro. La fiura, c'è largo Chinnici ma non lo serve, lo fa adesso. Si allarga Billitteri ma Chinnici vuole servire come sempre Gennaro, sa che è una palla lì, è una palla che non viene persa. Poi De Simone commette fallo, quinto fallo dal prossimo tiro libero, però manca veramente poco, 1 minuto alla fine della partita. Chiaramente il recupero poi. Si rialza Gennaro, lo aiuta Lorenzo Chinnici, calcio di punizione, la fiura sul punto di battuta. Siamo anche curiosi di scoprire l'entità del recupero. Nel frattempo la fiera dice che dice davvero capitano di andare dietro, di non andare tutti avanti, bisogna giocare anche forse un pizzico con il cronometro. La fiera Chinnici salta all'uomo, Chinnici cerca col mancino, un diagonale molto interessante, quello del numero 10 che però non termina dalle parti della porta, ma Calamia sembrava col piede poterci arrivare comunque, ha tutto molto bene il diagonale. Pucci cerca la porta, prende in pieno Billitteri, poi la fiora con tutta la potenza in corpo. Cerca forse una deviazione che però non arriva, minuto 60 adesso. Bisogna capire quanto sarà il recupero, non la tocca Zangara, ci arriva Calamia. Adesso dobbiamo capire quanto manca, Contreras infatti sta guardando sull'orologio il cronometro ed è 60esimo. Pucci allarga per De Simone, cerca l'imbucata, palla che passa, non la passa, poi Pace allontana Chinnici, palla che viene messa fuori. Pucci, Zangara fa una buona giocata anche lui, allarga il gioco da Pace che vuole sempre il suo sinistro, poi apparecchia, Pucci va sul destro, sceglie bene la giocata, Gennaro la tocca, deviazione, calcio d'angolo. Poi Pace con il sinistro, murato da Billitteri ancora, poi Pucci la controlla male. Minuti di apprensione in casa rosanero, c'è tanta paura per questi ultimi minuti. Chinnici, Billitteri, vediamo quando sarà il recupero, ancora non è stato dato, ma immaginiamo che possa essere dato a momenti. La fiura vuole addormentare un po' il gioco di rosanero. Zangara col tacco molto elegante, può aprire, la fiora la tocca, deve sbattere il pallone, Zangara si continua, calcia, palla fuori, sarà rimessa dal fondo. Mister Gentile fa guardare il suo immancabile cronometro, manca il cappellino ma non il cronometro di Mister Gentile che probabilmente sta dicendo al direttore di gara siamo già ben oltre i tempi regolamentari, ma chiaramente c'è un recupero da recuperare, scusate il gioco di parole come sempre. E chiaramente va tutto recuperato perché qualche istante si è perso. E giù Pace, una botta, forse lo scotto con la fiura se non abbiamo visto male. Qui sentiamo anche non soltanto vediamo il labiale, ma sentiamo la voce di Mister Gentile che dice siamo al 32esimo, ma c'è un recupero, anche se non abbiamo capito di quanto sia stato dato. 1 minuto dunque separa il triplice fischio di questa partita tra Palermo Futsal Club e Real Sicilia. Gennaro per passare di Billitteri, Gennaro calcia, Calamia ancora respinge sempre questo tipo di occasioni, veramente partita super per il portiere, forse da rivedere sul terzo gol, però anche lì era una conclusione molto potente di La Fiura, non ci sentiamo di dare responsabilità al portiere. Intanto Pace con il tacco molto bene, Pucci cerca il secondo palo, Bellettere vede Chinnici, non spazza il pallone, la vuole continuare a giocare, poi apre per Gennaro, manca veramente pochissimo.
Pace col sinistro, le finte, Pace, calcio! E riapre la partita Antonino Pace col destro nel suo piede, buca per Di Chizzi. 2-3. Adesso c'è tantissima paura in campo, ma manca veramente poco. Gennaro verso Chinnici che spazza, poi Gennaro non arriva, fischietto in bocca, Tebice fischio e vince la Coppa Trinacria il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-3 al termine di una finale super contro il Real Sicilia. Risultanza da parte dei giocatori rosanero, purtroppo non si vede molto bene, però stanno esultando sotto la porzione di campo, la porzione di palazzetto, anzi chiedo scusa, rivolta ai tifosi rosanero per festeggiare questo bellissimo successo arrivato dopo 63 minuti di fuoco contro un ottimo Real Sicilia che comunque esce dal campo ma con una grande prestazione. Nel frattempo gli abbracci tra tutti i partecipanti a questa sfida. Nel frattempo anche il fotografo Mirko Valenti sta cercando di regalare le immagini. Insulta Gennaro, autore di una partita sublime, insulta anche Calì che non è entrato in campo ma che ha fatto veramente una grande stagione, un grande campionato e coppa chiaramente, ma nel frattempo è arrivata la seconda coppa per il Palermo Futsal Club che adesso non vuole fermarsi. Vittoria del campionato, vittoria della Coppa Trinacria, che stagione quella del presidente Pazzaglia. Nel frattempo vi mostriamo ancora le immagini di questa partita con il saluto anche con il duo arbitrale Francesco Armando e Maurizio Contreras. Una grande direzione per loro, una partita comunque non facile, con tanta aggressività in campo e veramente ritmi molto alti, indiavolati oserei dire, però alla fine il risultato finale è di 2-3 per il Palermo Futsal Club. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimi vi ringrazio e alla prossima!